Incontra la sensibilità di artisti che si lasciano catturare dalla poesia, la verve musicale e l'abilità canora producono insieme la meraviglia che nella dimensione dello spirito il nostro sguardo e tutti gli altri sensi attendono di ricevere. È la seconda edizione di Poesia in Canto. La prima, vi assicuro, è stata un successo indimenticabile. Anche quest'ultima, siamo certi, lo sarà, poiché vi presentiamo un evento circolare tra i versi preziosi dello scrittore poeta Alessio Patti. I quali versi saranno declamati da lui stesso. La musica ed il canto saranno eseguiti dal maestro Gisuele Sciacca. Il maestro sarà accompagnato da una bellissima voce, quella della cantante Daniela Greco. Amici cari, quella di questa sera è un'opportunità culturale che vi offre l'associazione Gruppo Culturale Letterario Sicilia Corimio e che dobbiamo cogliere tutti, abbandonando lo stress giornaliero, lasciamolo perdere, le ansie, le paure e lasciarsi andare a contaminare dalla profondità della poesia, della musica e del bel canto. Ma, per dirla tutta, è veramente bene. È anche l'ora dei ringraziamenti. In primis, il nostro grazie è rivolto a tutta l'amministrazione comunale di Gravina di Catania, a cui desidero rivolgere il vostro applauso. Dottoressa Patrizia Costa, nonché assessore alla cultura e non solo dello stesso comune di Gravina di Catania, e altri rappresentanti comunali che tutti insieme, grazie al prezioso patrocinio gratuito di questa bellissima location, hanno contribuito alla realizzazione di questo magnifico evento che sono certa piacerà a tutti. Poi Sicilia Corimio, a nome suo e a nome di tutti, vuole ringraziare voi. Vuole ringraziare anche chi con dedizione e passione si accosta a questi eventi tra di noi per renderlo più prezioso e soprattutto eterno. Parlo per esempio del videomaker Pino Parisi di Sicilia Corimio, parlo del fotografo Mario Piperno di Sicilia Corimio, parlo di tutti coloro che, anche una briciola, che con la contribuzione che parte dal cuore rendono ogni evento eterno e lo fanno entrare nel firmamento della cultura siciliana. Vorrei ringraziare
anche un altro nostro collaboratore, che è il professor Antonio Sozzi, che noi lo identifichiamo come il nostro instancabile Sefugio culturale. Desidero che gli raggiunga un bel applauso anche a lui. Quindi adesso, dopo che il nostro benvenuto a tutti voi, spero sia stato raggiunto e compreso da ogni vostro cuore, io desidero passare il mio microfono al poeta Alessio Patti. Grazie. Naturalmente io ringrazio mia socia di Casimenti, della nostra presidentessa, e ringrazio tutti quanti voi, amici e amici artisti qui presenti. Molti di voi addirittura vengono da molto lontano, Palermo, Catena Nuova, quindi grazie di cuore per la vostra presenza qui. E poi abbiamo anche un artista che era presente alla prima edizione di Poesia in Canto, la nostra amica artista Cinzia Sciotto. E l'applauso si estende a tutti gli altri artisti qui presenti. Niente, io penso che di fronte alla realtà che tutti noi viviamo come società, che ci vediamo veramente colpiti dal male che circola attorno a noi, che ci vediamo offesi da tutto questo, come lo possiamo chiamare, disumano, che ci stringe, ci costringe e ci fa soffrire. E allora che cosa succede? Che di fronte a questa realtà molti di noi si rivolgono alla preghiera. C'è chi prega col cuore, c'è chi prega con la preghiera della fede, c'è chi, come noi poeti, preghiamo con la poesia. E cosa facciamo? Naturalmente per pregare con la poesia ci dobbiamo rivolgere all'unico grande poeta, perché in effetti, per come la penso io, solo Dio è l'unico poeta. Tutti gli altri siamo imitatori e spesso andiamo da lui quando ci mettiamo in comunione con la nostra anima e gli andiamo a rubacchiare qualche verso e lui lascia fare, perché Dio è buono, perché Dio è amore e ci dà tutti questi versi che noi poeti poi li doniamo, perché non siamo possessori di nulla, siamo distributori, li doniamo a voi perché possiate accoglierli e sentire come questi versi, che vengono anche da Dio, quindi da questo rapporto con il trascendentale, siano poesia e incanto. Quindi io vi ringrazio e possiamo cominciare lo spettacolo. Io chiedo umilmente scusa, ma poco fa dovevo ringraziare anche la collaborazione preziosa che oggi stiamo avendo del fonico Antonio. Perdonami, ma non mi ricordo il tuo cognome. Adesso penso che sia tempo di spegnere le luci. Eri uomo. Eri uomo, dallo ventre di mia figlia, appena nato di luci ignota. Non mano avevi e non peli, ma spuntoni di ali che si gravevano allo bisogno d'amore. Amori giungato, primo e ultimo volo di un curuzzo battente che s'astuta da un colore rubino e che non c'era di morte lo pianto disiato. Oh, amore di figlio, che mai ti visti e che mai ti sentii, ora che te ne vai, di mia, ti sento come penna di titolari che non vistono, non lo
per canto. E il mondo paradiso da ventre materno. Ora tu resti intagliato da lume paterno d'amore e pittia. Caeri uomo, dalla ventre di mia figlia.
Barbasapio mi disse: l'uomo è traditore, è monsignore, e chi di spinnicchi e schidicchiamenti. Dentro il suo cuore non c'è lumera, non c'è sbrellio, accanza e ognuna male dopo un altro. E fracco, camuriato di piccirigiati, e lamentoso, medioso di poteri e ricchezza e di zoppo fa tanfo di gloria. E sfuggente, meus, incapace di ammonare la lingua per chi sente pronto a parlare. Ecco, questo è l'uomo. Mamma Giacomo, vistuto di preziosità, ma con l'arma pillerina. Sentuti tutti sti epiteti, ci domandai: Vossignoria, che dici tutte queste cose orribili? Quelle? Ma rispondi che lacrime agli occhi e che facci di pentimento. Mi chiamo Giuda. Per me è una cosa molto positiva, perché vuol dire che l'incanto si è aperto, si è manifestato in qualche modo. Sbaglio? Non Barbasapio mi disse: l'uomo è traditore e monsignaro, è pieno di spinnicchi e schiticchiamenti. Vince lo suo cuore, non c'è lumera, non c'è sbrellio, accanza e ognuna male dopo un altro. E fra camuliato di piccilità e lamentoso, nerioso di potere, di ricchezza e di zoppo fa tanto di gloria. Questo è l'uomo, ma mangiato nessuno di preziosità, ma con l'arma pillerina.
facci dipintimenti. Mi chiamo Giuda. Sono certa che ognuno di voi in questo momento sta sentendo, sta ascoltando le parole che il cuore sta ricevendo, ma ce n'è una che le riassume tutte ed è quello che racchiude la volontà del nostro poeta. Questo dono immenso che tramite la sua poesia raggiunge tutti noi. Grazie Alessio.